confesso anch'io la mia emozione di essere qua, di festeggiare questo importante traguardo di Paolo, e devo dire che con Paolo ho sempre avuto una certa affinità, perché i dialettologi fanno solitamente un po' quello che ha fatto Paolo in questi anni, cioè vanno a sentire come parla la gente, quali sono le forme, le strutture del linguaggio effettivamente prodotto dai parlanti. E devo dire che Paolo è anche un severissimo informatore. Quando mi sono messo a fare delle inchieste dialettali a Nuoro, nella zona di Nuoro, su delle forme particolari di infinito che ricorrono in questa zona, Paolo era un severissimo censore, perché gli proponevo alcune parole, alcune frasi, non parole, e lui diceva no, questo giusto non va bene. Quindi devo dire che a Paolo sono doppiamente di conoscenza, e forse lo capisco anche un po' in questo lavoro, perché il sogno di ogni dialettologo è quello di avere a disposizione ore e ore e ore e ore di parlato, per poter poi trarre fuori quello che interessa alla mente malata dei linguisti, quindi tutte quelle strutture sintattiche strane, tutte quelle formazioni di parole particolari che interessano effettivamente ognuno di noi. E il lavoro di Paolo non è importante solamente per la comunità nuorese, è importantissimo per la comunità nuorese. Credo che sia tutti voi che siete qua, ma tutta la città, la comunità di Nuoro gli deve essere grata, e insomma le istituzioni qui rappresentate lo hanno, questa gratitudine l'hanno già ribadita, ma non è una gratitudine così del momento, è una gratitudine vera, perché il lavoro che Paolo ha fatto è un lavoro veramente di una vita, e Paolo è ancora giovane, quindi ci aspettiamo altri regali come questo, no? E il lavoro è importante però anche per chi fa altro, per chi studia scientificamente la lingua, e non è importante solo per chi studia scientificamente la lingua, ma è importante per la Sardegna e per la lingua sarda. È importante per quello che si sta facendo sul sardo e per il sardo negli ultimi anni, è importante per le generazioni che verranno, è importante perché il sardo deve rientrare nel repertorio linguistico dei sardi. Questo lavoro è un lavoro importantissimo, un lavoro come questo dovrebbe esserci forse in ognuno dei nostri paesi. Qualcuno ritiene che occuparsi di dialettologia, occuparsi del parlato, sia in qualche modo la negazione dell'importanza della lingua scritta. Non è affatto vero. Noi non diamo abbastanza valore alla nostra lingua se non conosciamo quello che effettivamente diciamo, quello che effettivamente tutte le strutture che rappresentano la nostra lingua, e che per astrazione, utilizzando l'immagine sossuriana, appunto di Saussure chiamava l'anima, questa astrazione, ma l'astrazione non c'è se non c'è la realtà, ha detto bene prima il professor Montecchi. Questo vocabolario è importante soprattutto anche per la fraseologia. Questo vocabolario ci documenta, Paolo è capacissimo di portarci nella situazione concreta e di farci vedere come le singole parole vanno a comporre le frasi. Quindi la fraseologia, gli esempi sono una testimonianza importantissima per voi, per noi che studiamo la lingua e non dormiamo la notte pensando alle strutture sintattiche, anche per quelli che sono lì
ragionamenti teorici diversi dal mio che disegnano per rappresentare le frasi Alberelli. È molto importante perché ci dà una documentazione inestimabile. Guarda, lo dico senza nessun tipo di piaggeria. Sfogliando semplicemente le pagine di questo vocabolario c'è la parola, ci fai vedere come si formano le parole, anche se non hai fatto un trattato, anche se non hai scritto di teoria. Chi si occupa di queste cose trova tutto, e questo è estremamente importante. E ti dico anche un'altra cosa, è estremamente importante e non banale, il rispetto che tu porti alle discipline linguistiche, che non è banale, perché oggi, devo dire con un po' dal punto di vista personale, anche un po' di delusione, diciamo spesso e volentieri si assiste per valorizzare il sardo, per valorizzare il nostro patrimonio linguistico, la cosa più interessante da fare sembra essere di affermare che il sardo c'era prima di qualunque altra lingua. Dio ha creato il mondo in sardo, e questo insomma credo che poi non ci faccia nemmeno troppo bene, nel senso che cullandoci in una dimensione di un passato mitico, forse ci scordiamo di quanto ancora ci sia da fare per il sardo, e di quanto ancora si possa fare, e di quanto sia importante fare quello che tu facevi, cioè di andare a sentire chi magari le cose le sa ancora e ce le può trasmettere. Quindi questo è un lavoro importantissimo. È un lavoro importantissimo non solo per il lessico, ma per tutte le dimensioni della lingua. Tu hai dato i linguisti, i teorici che avranno voglia di lavorare per i prossimi 20 anni potranno leggersi e rileggersi questo tuo vocabolario. E perché si fa un vocabolario? No? Di solito i cosiddetti appassionati locali hanno come ultimo traguardo, no, del loro impegno sul campo quello di produrre un vocabolario, e spesso questi vocabolari si limitano ad essere delle liste di parole. Questo vocabolario non è una lista di parole, questo vocabolario è, lo ripeto, un trattato, troviamo tutto. E non è importante, lo ripeto, solo per noi, è importante per la Sardegna e per i sardi, dovunque essi siano. E questo mi dà l'occasione per fare da ambasciatore di Bastianino Mossa, che è il presidente della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, che ho sentito poco fa, e che si complimenta e che spera che questa tua opera entri in ogni circolo sardo anche fuori dalla Sardegna. Quindi io non ti dico altro perché adesso vogliamo sentire te, e va bene così, grazie.